Buongiorno, buongiorno. Allora, è terminata la visita del presidente Obama in Italia con questo incontro con Renzi, Napolitano e Papa Francesco. È andato via Obama e ci ha lasciato, insomma, con i nostri problemi. Brandelli d'Italia è il titolo che ci siamo dati oggi. Perché? Perché le imprese fuggono e ci sono anche delle intere regioni che vorrebbero staccarsi dall'Italia e hanno addirittura, l'abbiamo visto in Veneto, il referendum l'hanno addirittura certificato con un referendum. Ma intanto, che parole resteranno di questa visita in Italia di Obama? Yes, we can, ce la possiamo fare. Queste sono le parole che resteranno. Sentiamo. Credo che oggi sia stato un appuntamento molto importante per il nostro governo. Naturalmente al Presidente Obama vorrei dire con grande forza che quel messaggio che ha caratterizzato the first message, yes we can, e che tutti noi ricordiamo come un messaggio di possibilità e potenzialità, oggi vale anche per noi in Italia. Perché in Italia finalmente vogliamo dire che è possibile cambiare le cose senza bisogno che ce le chieda qualcuno dall'esterno. Allora il cambiamento, le riforme strutturali che noi stiamo facendo sono le riforme che possono tornare a dare un elemento di speranza che le cose davvero cambino. La visita quindi del Presidente Obama qui è non soltanto un gesto simbolico, ma è anche un incoraggiamento del Paese amico per eccellenza e anche, lasciatelo dire, di un punto di riferimento politico al quale io assicuro l'impegno dell'Italia e dell'Europa per poter far sì che la pagina più bella nelle relazioni tra Italia e Stati Uniti sia la pagina che ancora dobbiamo scrivere. Io sono convinto che la scriveremo insieme. E adesso parliamo dei problemi di casa nostra. Il segretario della Lega Nord Matteo Salvini, bentornato. Buongiorno a tutti. Da Roma abbiamo l'europarlamentare PD David Sassoli. Buongiorno Sassoli. Buongiorno. Con il collega Fabrizio Rizzi. Qui a Milano Marco Bassani di Color 44, una associazione, possiamo definirla così, che promuove... Comitato di cittadini lombardi. Esatto, che promuove, diciamo, l'indipendenza, possiamo dire così? Che promuove così? l'idea di un referendum sull'indipendenza della Lombardia. Perfetto. Noi vogliamo che i nostri concittadini decidano se vogliono fare gli schiavi fiscali d'Italia o no. Ecco, vedo che ha le idee chiare, più tardi naturalmente ne parleremo e poi da Mestre c'è Gianluca Busato, indipendentisti veneti, uno dei promotori del referendum in Veneto. Ciao Marco. Allora, intanto, un bel successo quello di Renzi con Obama, no? Una pacca sulla spalla e via. Però noi siamo buoni, gli vogliamo dare una mano a fare le riforme, tanto che da domani cominceremo a raccogliere le firme per 2 riforme. 1, cancellare la riforma Fornero sulle pensioni, che è una schifezza. 2, cancellare la legge Merlin per tassare e regolamentare la prostituzione. C'è un sito e un numero di telefono. Così diamo una mano a Renzi che preferisce... di Salvini che... Rispondono, perché cancellare la Fornero è veramente una emergenza per l'Italia dal mio punto di vista. E li facciamo pagare questi spazi prima o poi, questi spazi promozionali. Vieni a firmare. Io non so scrivere. Allora, David Sassoli, è uno spot quello di Obama con Renzi oppure no? Ma c'è fiducia nel Paese, c'è speranza che il governo metta in campo le priorità di cui ha parlato, che si realizzino, e quindi nei confronti, diciamo, del governo e dell'Italia c'è grande fiducia. Allora, questa è la cartina dell'Italia su cui qualcuno vorrebbe mettere mano, perché è stanco del potere politico per come viene gestito a Roma, gli sprechi dello Stato, i privilegi, la mancanza di autonomia. E intanto, se non sono le regioni che fuggono, fuggono gli imprenditori verso l'Austria. E quest'anno, per quanto riguarda le piccole e medie imprese, c'è un record di fuga verso l'Austria, oltre confine. Cominciamo a sentire le voci degli imprenditori che se ne vanno dal nostro paese. 2 anni fa ho consegnato le chiavi della mia attività, che era tutta la mia vita, allo Stato italiano. Questo gesto mi ha portato veramente fortuna. Oggi siamo a Londra, non sono più solo e la mia vita ha un futuro. Un futuro che si chiama Admilia, la società che Andrea Zucchi insieme a 69 altri piccoli imprenditori ha fondato. Una sede a Londra e 20 uffici in tutto il mondo per dare servizi alle aziende italiane che vogliono esportare, delocalizzare e più in generale fare affari all'estero. Ma facciamo un passo indietro alla consegna delle chiavi.
Lei una volta lavorava qua, che cosa faceva? Sì. Facevo l'imprenditore, avevo gli ottici, avevo tutto il personale, avevo questo negozio, un altro a Milano e vendevamo occhiali. Avevo commesso un errore concettuale che era quello di lavorare in regola e se lei rispetta tutte le norme in Italia perde soldi. Zucchi scrive una mail e la sera successiva si ritrova in televisione di fronte a Gianfranco Polillo, sottosegretario al Ministero dell'Economia durante il governo Monti. E che gli ho detto, guardi, io ho capito una cosa, che l'unica cosa certa è che in un paese nel quale io avanzo più soldi da lei di quanti lei non ne avanzi da me, ma lei mi vuole arrestare, io non ci sto. Faccia così, allora da domani apra lei i miei negozi. Io magari vado altrove. Allora, Salvini, un altro caso di esasperazione, diciamo così. Sì, in Italia chi lavora meglio viene boicottato, ma questo vale per i comuni. Si fa il salva Roma per dare dei soldi a chi ha dei debiti e non si lasciano spendere i 6 miliardi di euro che i comuni lombardi hanno cash in cassa a disposizione, che poi significano asilo. Il comune di Ghisalba a Bergamo deve fare l'asilo nuovo, ha 2 milioni in cassa, lo Stato non glieli fa spendere. E poi si può intuire perché Veneto e Lombardia soprattutto, che messi insieme fanno 70-80 miliardi di euro all'anno dati allo Stato che non tornano indietro, vuol dire che ogni cittadino lombardo, dalla culla alla casa di riposo, ogni anno ci smena 5.000 euro. Ora io non voglio fare un discorso egoista, tutto noi. Di più, facciamo almeno metà per uno, facciamo che chi lavora di più si tiene un po' di più e questo aiuterebbe anche il Sud, perché c'è tanta voglia di autonomia, di responsabilità anche al Sud. Quindi io penso e spero che l'esempio e la sferzata di energia che arriva dal Veneto, che spero arriverà dalla Lombardia, serva a tutte le voglie di autonomia in Italia. Andiamo in Veneto da Busato. Si è parlato di 2 milioni di sottoscrittori del referendum veneto per lasciare l'Italia. Oggi però escono fuori queste polemiche. Voti gonfiati al referendum veneto. Un elettore su 10 su internet era collegato dal Cile e si parla di 100.000 persone al massimo. Lei cosa dice allora? Questo referendum è stato un bluff oppure no? Ma sono delle bufale giornalistiche perché vengono citati dati di società assolutamente inattendibili che li creano da toolbar installate sui browser degli utenti che non hanno alcun valore se lei va ad ascoltare qualsiasi esperto. È stata invece una scelta di popolo forte, più di 2 milioni, con cui bisogna fare i conti, Sassoli. 2 milioni di persone che se ne vogliono andare, è così. Ma io penso che diciamo, queste iniziative politiche valgano per chi le promuove. Per le regole italiane, quando si fa un referendum, si presentano le firme e si chiede, diciamo, forma ufficiale, la certificazione per fare i referendum. C'è una prassi costituzionale che ricordo. Ma il nostro è un percorso di diritto internazionale, Sassoli. Dà legittimità ai referendum. Detto questo, lo chiediamo, rendete pubblico tutto, rendete pubblici questi elenchi di persone che hanno partecipato. Sassoli, sono pubblici dati e però sono nelle mani non degli essere interrotto perché io sono internazionali. molto lontano. Completi pure, Noi Sassoli. siamo lontani da lei. Concludere, Sassoli, prego. Ecco, non vorrei essere interrotto. Rendete pubblici i vostri dati certificati ufficiali e quindi? Ecco, e quindi ce ne andiamo. Lei ha dato una notizia che si chiede di andare in Austria. In Austria certamente è un paese dove c'è più semplificazione, dove c'è l'euro, è un paese ancorato fortemente alle dinamiche e agli standard europei. Questo è quello che serve all'Italia. Chi va via rinuncia a fare migliore il nostro paese. No, anzi, è vero il contrario, Sassoli. Per tasse però, Sassoli. Adesso non è che uno deve stare in Italia a crepare per tasse, soprattutto Sassoli, con un euro che in Italia è una moneta sballatissima. L'euro sta ammazzando l'economia italiana e solo i pali della luce non si accorgono che l'euro è una moneta sbagliata. Vorrei ricordare a Salvini, se è possibile, sì, prego, che forse non ha mutui. Forse guardi non ha un rapporto, diciamo, con le banche. Costa di meno pagare il mutuo senza l'euro. Guardi, i lombardi perché Sassoli credo intenda dire se lasciamo l'euro i nostri mutui schizzerebbero in alto. Costano di meno. No, ma non è che lo dico io. Questa è la realtà, noi siamo al minimo storico di interesse sui mutui e di lavoro. Storia Sassoli, italiana. ci sono gli italiani disoccupati al 15%. Di percentuali
si impoverisce. Chi non ha bisogno di mutui probabilmente non ha bisogno dell'euro. Ma guardi, Sassoli, è un falso problema. Falso problema. C'è una verità. Io quando mi sono sposato i mutui erano al 15%. Ma cosa state dicendo? E in Italia si lavorava, con l'euro non si lavora più. Sveglia, sveglia, l'euro sta ammazzando l'economia. Allora, non è l'euro il problema. I lombardi non hanno voglia di essere tartassati in talleri, in lire e così via. Forse lei non ha spiegato bene, Salvini. 60 miliardi ogni anno scompaiono dalla Lombardia e sono... No, lei non l'ha spiegato bene, le spiego come accade questo. Non solo, ma per 10 anni è stato complice di questo sistema, per circa 20 anni. Non so se sia colpa, durante la Lega per 20 anni, nel corso c'è un po' di federalismo e merito della Lega, non di nessun altro. Voi indipendentisti lombardi, mi faccia capire cosa volete fare del nostro povero stivale. Ma no, non c'è problema, noi vogliamo chiedere anche ai molisani, non soltanto ai lombardi, se sono contenti di quest'Italia che è una iattura da 150 anni, mi faccia capire per come tutte lei le popolazioni della immagini di essere Intanto Garibaldi. Io chiederei a Sassoli chiederei semplicemente questo: scusi, ma se 2 milioni di veneti avessero veramente votato per la libertà, lei cosa farebbe? Beh, questo significherebbe che alle prossime elezioni, visto che i veneti sono 5 milioni, questa proposta politica di indipendenza otterrà il 40% dei voti. Lo vedremo, io ne dubito. Ma lei non ha seguito allora la politica italiana. Ma il 26 di maggio vedremo se lei ha ragione. Io le dico un'altra cosa. Faccia capire cosa vuole fare del Veneto. Con meno di 2 milioni di voti Matteo Renzi governa 60 milioni di abitanti. I veneti sono con voti 2 milioni veri, non questi possono non sappiamo parlare. se sono voti veri. Allora, quali sarebbero i confini della nuova Lombardia? I confini sono quelli della regione amministrativa Lombardia in Italia, non abbiamo nessun problema. Questo pezzo qua noi lo tiriamo via. E pensa che a Roma glielo facciano fare? No. Non penso che ce lo faranno fare. Che non le manderanno i carabinieri. 10.000 contenziosi con Roma. Ma o si solleva questo problema oppure non ci sarà nessun modo di risolvere la crisi italiana. Sassoli velocemente. Sanno benissimo. Sassoli, qui stiamo riscrivendo i confini italiani. Gli imprenditori piccoli, medi, commercianti della Lombardia ma la forza sanno non la useranno mai, ovviamente. Che noi non possiamo uscire dall'Italia e dall'Europa e dall'euro. Ma nessuno dice questo. Per un motivo. Noi usciamo dall'Italia per rimanere nell'euro. Non si può stare in Italia e nell'euro. Dicono gli indipendentisti lombardi e veneti perché a Roma non riescono a mettere a posto le cose e a tagliare anche gli sprechi. Anche Napolitano ha detto che non si può toccare la spesa pubblica. L'ha detto, non si tocca la spesa pubblica. Servizio di Alessandro Zai. Lavoratori. Il gesto dell'ombrello più famoso della filmografia italiana era indirizzato genericamente a tutti i lavoratori. Ma se Alberto Sordi avesse letto questi numeri, quello stesso gesto l'avrebbe fatto solo ad alcuni lavoratori, quelli di Serie A. Lavoratori! I dipendenti di Palazzo, Quirinale, Farnesina e chi più ne ha più ne metta, guadagnano in media il doppio di un dipendente di qualsiasi altro settore o impresa, 40.000 euro l'anno, circa contro i 20.000 del lavoratore medio. Come dire, fare il custode in un palazzo qualsiasi vale la metà del fare il custode in un palazzo con la P maiuscola. Lavoratori! Alla Quirinale l'esercito di uscieri, autisti, segretari e giardinieri incassa più dei comuni impiegati, pur avendo le stesse mansioni. Alla Farnesina sono quasi tutti funzionari e intascano 80.000 euro l'anno, 4 volte in più del lavoratore medio. Lavoratori! E le differenze non mancano, anche nello stesso settore pubblico. Insegnanti e poliziotti, per esempio, guadagnano in media la metà dei colleghi ministeriali, solo perché sono fuori dai palazzi, con buona pace di chi fa fatica a pagare le bollette. Lavoratori! Allora, Rizzi, oggi la CGIA di Mestre pubblica questo dato, cioè in 10 anni gli stipendi statali sono saliti di 40 miliardi. Vuoi aggiungere qualche altro dato per farci capire qual è la situazione della disparità fra pubblico e privato? Ma soprattutto ci sono 280.000 dirigenti che il nostro Premier Renzi vorrebbe limitare, quantomeno
soprattutto nei super stipendi, e non facendo in modo che ci sia un tetto. Lui l'ha fissato con lo stipendio del Presidente della Repubblica, che sono 248.000 euro l'anno lordi, mentre invece per ora siamo agganciati al primo stipendio del Presidente della Corte di Cassazione, che sono 311.000 euro l'anno. Sono cifre colossali, perché praticamente un deputato guadagna molto di meno. Ecco, diciamo, tu ci stai dicendo, Fabrizio, che i sacrifici che hanno dovuto sopportare gli italiani in questi anni non corrispondono ai sacrifici che hanno fatto quelli della classe politica. Salvini, Renzi ce la farà a dare di forbici su questi privilegi, diciamo così? Ne dubito. Per dare due numeri, la politica in Lombardia costa 1,30 euro a ogni cittadino, quindi un caffè e mezzo. In Sicilia 30 euro. Quindi anche in Italia ogni cittadino c'è politica, lombardo, perché li paga comunque i cittadini lombardi anche in Sicilia. Noi offriamo a Renzi, a proposito di concorsi pubblici, nel nostro referendum c'è anche quello che limita agli italiani la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici, perché qualcuno li ha aperti anche ai cittadini stranieri, che è semplicemente follia. Quindi domani saremo in piazza anche per questo. Io a Renzi non credo, perché è andato dalla Merkel col cappello in mano, non ridiscutendo l'Europa dalla testa e non ridiscutendo l'euro, che i dati, i numeri, la fame, la disoccupazione queste cifre degli stipendi dello Stato si possono fare anche se la Merkel non è d'accordo. Ma per carità di Dio, questo si può fare solo volendo. Come la cancellazione delle province, che è una bufala. La cancellazione delle province fa risparmiare €1 a testa agli italiani, ma chiudiamo le prefetture che costano 500 milioni all'anno. Sassoli, provvedimenti di immagine e non di sostanza, dice Salvini. Ma il problema è che il nostro è un paese dove ci sono tanti sprechi, però è anche un paese ingiusto, come abbiamo visto, in cui le disparità tra persone che magari fanno lo stesso mestiere sono enormi, e questo deriva da tanti motivi. Dobbiamo cambiare, dobbiamo invertire questa tendenza. È da 150 anni che lo dite. Sì. Avete avuto 150 anni. Ma voi fate sempre così. Adesso ci arrangiamo, così. Adesso ci arrangiamo. Fate sempre così. Ma guarda, Sassoli, avete avuto abbastanza tempo per mettere in piedi uno Stato che in piedi non sta. Ma state buoni. Calma. No, non stiamo buoni. Non stiamo buoni, ce ne andiamo, No, però quantomeno educati. Quantomeno? Quantomeno educati. I nostri soldi non li vedete più. Allora, certo è che mentre qualcuno vuole scappare dall'Italia per fare una repubblica indipendente, ce l'abbiamo già una repubblica indipendente, non è né il Vaticano e né San Marino, è Palazzo Chigi, l'unico posto in Italia dove gli stipendi sono il doppio. Vediamo. Nella presidenza del Consiglio tutti i dipendenti, tutti quanti, compresi uscieri e lustrascarpe, guadagnano più di 40.000 euro all'anno, il doppio del resto d'Italia. È una repubblica a parte con 2.400 abitanti, la repubblica di Palazzo Chigi, dove tutti sono ricchi il doppio. Se c'è qualcuno che può fare una rivoluzione, andiamoci tutti, per forza. Perché qui ne arriviamo manca a fine mese, non lo so io. Perché ci sono gli italiani di Serie B e di Serie A, noi siamo di Serie B e quindi non possiamo accedere. Questa è la Repubblica di Palazzo Chigi, ma non è che voi avete anche una moneta particolare, parlate una lingua diversa oppure... No. Ma è vero che guadagnate più di 40.000 euro l'anno? Magari. Ma lei lavora come dipendente qui a Palazzo Chigi? Da qui in poi è Repubblica di Palazzo Chigi, E che significa? Significa che gli stipendi sono oltre i 40.000 euro l'anno. Allora devo passare di qua, allora devo stare qua io. È un'isola felice questa. Sì, sono più felici dei pensionati che prendono 500 euro al mese. Io mi vergognerei se fossi uno di questi.
E vabbè, questi sono dati della Ragioneria di Stato e del Ministero delle Entrate che vi facciamo vedere perché insomma è un simbolo che fa arrabbiare. Palazzo Chigi, lo stipendio minimo è 40.000 euro, quando l'Agenzia delle Entrate dice che gli italiani guadagnano 19.000 euro. Oh, vi hanno anticipato, a Palazzo Chigi hanno fatto la loro secessione, caro professore. Sì, ma questa è una goccia nel mare, ci sono dei dati, cioè l'Italia sta arrivando a un lavoratore per ogni persona che è in pensione. L'Italia degli anni 60 cresceva, nel 61 è cresciuta del 9,7%, aveva la più alta produttività del lavoro al mondo. Io volevo dire però rispetto a ciò che diceva Matteo Salvini, che per carità rispetto in la nostra idea di indipendenza è esattamente l'opposto, non vogliamo chiuderci autarchicamente, aprire i concorsi agli italiani, vogliamo aprirci al mondo e l'Italia ci chiude all'interno di una gabbia. Gli immigrati che arrivano ieri, hanno gli stessi diritti di qua da 50 anni non esiste. Oltretutto ormai la Lega Nord parla di italiani tranquillamente, ovviamente è diventata una forza come alla Le Pen, che ovviamente deve parlare della nazione italiana. Volevo dire una cosa, scusate, alla fine i miei immigrati, sapete, professore, io non ho nessun problema con gli immigrati, non sono loro che mi tassano, è la Lega che ha distrutto la nostra regione e non certo gli immigrati. Lascio decidere ai telespettatori se il problema è la Lega o gli immigrati che arrivano a milioni, quindi lascio decidere. Gli immigrati non arrivano più perché la Lega ha fatto il deserto in questa regione. Ma lei ce l'ha con la Lega o con gli sprechi? Non ho capito. Con gli sprechi della Lega. Ormai anche al nord litigate tra di voi. Ma non è niente. Ma lo sapete voi, alla fine dei discorsi, alla fine della fiera, lo sapete che dividere l'Italia è illegale? Professore, lo sa che è illegale? Tutto è illegale, cioè la storia è fatta di illegalità. Se lei guarda un bellissimo video di 3 minuti, fa vedere gli ultimi 1000 anni di storia europea. Era un fuorilegge. Di storia europea. I confini sono cambiati costantemente e continuamente attraverso movimenti che sono di fatto degli sbreghi costituzionali. Federico, è ovvio che se la Lega si mette a difendere la legalità e la riforma Fornero è una vigliaccata illegale che va cancellata, quindi c'è qualche signora educata, la legge Merlin, tassare la prostituzione. Se devo scegliere se tassare la casa o tassare la prostituzione, tasso la prostituzione, lascio stare la casa e tasso la prostituzione. Va bene signori, abbiamo finito il tempo, perdiamo 60 miliardi all'anno, però andiamo tutti a che insomma con questi movimenti indipendentisti sarà una campagna elettorale calda e la seguiremo. Bene. Grazie a Matteo Salvini, grazie a voi, al professor Busato, a Marco Bassani, da Roma grazie a Davide Sassoli, Partito Democratico, al collega Fabrizio Rizzi. Noi ci separiamo ma solo per qualche istante, non andate via.